Sagre, feste, concertini e processioni a rischio. Le ultime disposizioni ministeriali sulle manifestazioni temporanee all'aperto hanno creato grandissimi problemi ai comuni, alle proloque e alle associazioni di volontariato. Per individuare soluzioni concrete attuabili in tempi rapidi, l'assessore regionale alla protezione civile ha convocato un tavolo con prefetti, il comandante interregionale e i comandanti provinciali dei Vigili del Fuoco, l'ANCI e l'UMPLI del Veneto. Nel corso dell'incontro sono state poste le basi per definire un unico criterio di interpretazione in tutto il Veneto delle circolari ministeriali, ma verranno anche proposte nei prossimi giorni al Ministero dell'Interno modifiche a queste stesse circolari e particolarmente alle linee guida allegate a quella di Morcone. Parallelamente verrà avviata la predisposizione di una proposta di legge statale ombrello, cioè che deleghi alle regioni l'applicazione e la definizione di linee guida in modo da tutelare le manifestazioni temporanee e chi le organizza.